Oggi ti porto nel Parco Naturale Regionale del Fiume Sile e il modo migliore per viverlo è in barca. Ora stiamo navigando in una comodissima barca. Quelle di qualche secolo, decennio fa, erano un po' diverse. Questo è il famosissimo cimitero dei Burci e ci racconta la storia di un Veneto che ormai non esiste più. I Burci erano delle imbarcazioni a fondo piatto che servivano a trasportare le merci fino a Venezia. Burcio deriva da burculus, che in latino vuol dire piccola barca, ma tanto piccoli non erano, infatti pensa che arrivavano fino a 35 metri di lunghezza. Questa è la Restera, una stradina nell'argine che ora è utilizzata per lo più dai ciclisti e da chi vuole passeggiare, ma all'epoca era molto importante proprio per il trasporto mercantile fluviale. Il Burcio arrivava tranquillamente a trasportare la merce fino a Venezia. Arrivati a Venezia però bisognava risalire il fiume e si era controcorrente. E qui le restere erano molto importanti. Devi immaginarle senza gli alberi che ci sono adesso. E c'erano delle persone con i buoi e con i cavalli che lanciavano le corde al Burcio in modo da ancorarlo e pian piano con l'aiuto delle bestie si risaliva il fiume per ricominciare il ciclo. I Burci che puoi vedere qui sono stati abbandonati nel 1970. Praticamente quando il trasporto fluviale diventò obsoleto, l'intera economia che si basava proprio su questo trasporto è andata a cadere. Che pace navigare lungo il Sile. Si possono incontrare bellissime ville, osterie, paesetti caratteristici che si uniscono a questa natura meravigliosa e tantissimi uccelli acquatici. In barca, in canoa, a piedi o in bici. Vieni a visitare il Parco Naturale Regionale del Fiume Sile. Sarà un'esperienza indimenticabile. Visita il sito parcosile.it.